Ok, buongiorno. Tutto ok con voi? Sì, una giornata oggi di festa, di celebrazioni. Io sempre dico, un giorno più importante per una chiesa è quando vede coi propri occhi le persone che hanno preso una decisione per Cristo. Il giorno di battesimo è un giorno di festa. E oggi c'è un altro miracolo. Chi conosce la storia di questa chiesa, qual è il grande miracolo di oggi? C'è sole! C'è sole! E è prezioso oggi vivere questa giornata. Oggi tutti noi staremo ao Piave lá, a Vidora, ali a Covolo, Pederoba, e saremo lì um piquenique, estar insieme vedendo le testemunhanza pública. E o batismo é uma coisa estupenda, porque quando se vede a pessoa riconoscendo Jesus como Senhor e como Salvatore, é lì che vediamo veramente la trasformazione. E oggi saranno dei giovani, dei ragazzi, e è bello di vedere questo. È una giornata di gioia per noi, una giornata di tanta festa, celebrazioni, e possiamo arricchire tutto questo oggi con la nostra presenza. Se tu sei qua oggi, grazie perché questo è prezioso. Condividere, vivere, stare insieme, abbracciare le persone, e questa è una grande gioia. Oggi anche vogliamo ricordare di una persona molto cara per la nostra chiesa. Oggi in Equador c'è una persona che sempre segue tutti i nostri culti. Si chiama Attilio Nalesso e oggi lui sta completando 80 e... Dopo lui completa, ok? E Attilio já sa che tutti i culti lui sta seguendo. Così Attilio, Dio ti benedica, che Dio possa sempre lavorare nella tua storia e nella tua vita. E è prezioso sapere che tu sei qua sempre con noi nonostante la distanza. Attilio è stata una delle prime persone che abbiamo battezzati qua in chiesa. E oggi noi staremo celebrando tanti battesimi. Amém? Possiamo continuare questo culto? Preghiamo. Nostro Padre, grazie. Oggi è un giorno di festa, un giorno di celebrare. Ti ringraziamo tante cose belle che tu hai fatto con noi, per noi, insieme a noi. Tu hai scelto questa gente, questo popolo, Padre, a vedere coi propri occhi i tuoi miracoli. Questo culto, Padre, è la nostra offerta a te. Essere qui, oh Padre, è la nostra consacrazione a te. Vivere questa esperienza con te, oh Padre, è offrire la nostra storia, la nostra vita a te. E oggi vogliamo, Padre, godere di questa grande gioia, di grande esperienza, di sentire e vedere, oh Padre, la testimonianza delle persone che hanno avuto un incontro personale con te. Questo culto è per te, oh Padre. La nostra vita è nuova. Tu ci hai fatto rinascere. E grazie, oh Padre, che possiamo celebrare questa nuova vita in Cristo insieme oggi. Grazie, oh Padre. E che tu possa prendere cura di ogni atto di questo culto in nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, adorare il nostro Dio e celebrare questo momento? Amém? Tu já fatto un sorriso alla persona al tuo fianco? Non abbiamo la mascherina, possiamo fare un sorriso mostrando i denti e possiamo dare un abbraccio e iniziare questo culto con la celebrazione. Tu mi hai fatto rinascere e così staremo celebrando questa rinascita.
tuo nome, Signore, noi troviamo in te la forza per ricominciare e noi abbiamo la certezza che il nostro Dio è con noi e non ci lascerai mai. Amen? Cantiamo con gioia e celebriamo il nome del Signore. Possiamo usare le nostre mani. Vedrò
sappiamo che tu sei con noi e non ci lascerai mai. Alleluia. Noi celebriamo il tuo nome, Signore, questa mattina. Celebriamo una giornata bellissima che il Signore ci ha dato, che così facciamo veramente una festa di adorazione in quel posto oggi pomeriggio. Noi celebreremo i battesimi, perché il regno del Signore è fatto di questo, fatto di misericordia, bontà, fedeltà, e la Chiesa ti adora, Signore, questa mattina e celebra il tuo nome, Padre. Traballano, si inchinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re, per dire che tu sei il Signore, per dire che tu sei re. Per dire che tu sei il Signore, i regni traballano, si inchinano i popoli, le bocche si aprono, Le mani si alzano, le mani si alzano, per dire che tu sei re. Per dire che tu sei il Signore, per dire che tu sei re, per dire che tu sei il Signore, tu regni sempre eterno, salve misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà, la tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti adora, tu regni sempre eterno, salve misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà, la tua Chiesa ti adora, adora Signore, la tua Chiesa ti adora. andiamo insieme. I regni traballano, si inchinano i popoli, le bocche si aprono, Tutte le mani si alzano, le mani si alzano per dire che tu sei re, solo tu Signore, per dire che tu sei il Signore, per dire che tu sei re, per dire che tu sei il Signore, tu regni sempre eterno, salve misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà, la tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti adora, tu regni sempre eterno, salve misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà, la tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti adora. Loda al Signore, alleluia, Signore.
Spirito Santo, intercedi per noi e rivela il volere di Dio. Con sospiri ineffabili traboca in noi, siamo un vaso in mano al vassaio. Vogliamo sentire la tua presenza, il tuo amore testimoniare. Versa su di noi la tua unzione per sempre nella casa del Padre abiteremo. Vieni, abbracciaci, legaci in un solo corpo, lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Spirito Santo, intercedi per noi e rivela il volere di Dio. Con sospiri ineffabili traboca in noi, siamo un vaso in mano al vassaio. Vogliamo sentire la tua presenza, il tuo amore testimoniare. Versa su di noi la tua unzione per sempre nella casa del Padre abiteremo. Insieme, vieni, abbracciaci, legaci in un solo corpo, lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Vieni, abbracciaci, legaci in un solo corpo, lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Vieni, abbracciaci, solo la Chiesa. Legaci in un solo corpo, lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Alleluia, tuo nome, Signore. Vieni, Signore, abbracciaci, Signore. Legaci, Signore, lega la tua Chiesa, Signore, in un solo corpo. Portaci, Signore, alla vera adorazione. Portaci, Signore, alla tua volontà, alla vita in abbondanza che il Signore ha per noi. Conduci, Signore, nella tua presenza, Signore, conduci, Signore, nella tua volontà ogni giorno delle nostre vite, Padre. Vai, Signore, avanti a noi, oh Padre, e mostraci, Signore, il cammino che noi dobbiamo proseguire. Grazie di tutto ciò che fai. Benedici, Signore, la tua Chiesa, Signore, e che, Signore, apra, Signore, la bocca del pastore Caio, tramite lui, Signore, possa parlare la nostra Chiesa e portare la vera trasformazione questa mattina, Signore. Grazie di tutto ciò che fai, in nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedere.
Vem, chiesa. Che bello cantare e lodare a nostro Dio e vivere questa esperienza con Lui di adorare, ma soprattutto vivere questa esperienza con il nostro Dio. Oggi avremo dei battesimi, quelli che ci saranno battezzati oggi potete venire qua davanti? Così Giulia, vieni, Samuele, Franciani, Pedro, Stas, Alexandre, Beatrice, Gabriella. Uau! Bello gruppo. E quanto è prezioso vedere i miracoli, l'agire del Signore. E oggi per noi sarà una... Vieni qua, vieni qua, vieni qua. E Stas è molto felice perché la sua mamma è venuta da Gerusalemme per vedere il battesimo del suo figlio. Ok. Se qualcuno può tradurre a lei adesso in russo, quale lingua? In romeno o ebraico, qualcuno che parla ebraico qua, per favore. Ok, che preziosità, no? È la gioia di Stas, lui appartiene alla nostra chiesa a Padova e già ha fatto la sua testimonianza e quanto è bello vedere. Anche la Gabriela ha fatto la sua testimonianza. Ho dato un privilegio ai ragazzi oggi di dare la testimonianza al fiume, ok? Così avrete più tempo, circa un'oretta ciascuno, ok? Sotto d'acqua, dentro d'acqua, non lo so. Così Alexandre, Beatrice e anche Pedro faranno la testimonianza lá ao Piave. E quanto é bello vedere la Chiesa vivendo questa esperienza della conversione, della trasformazione dei battesimi. E è grazie al nostro Dio. Ok? Preghiamo in questo momento per voi, per questa giornata. Nosso Padre, ti ringrazio. Il miracolo che tu fai nella nostra storia, nella nostra vita. Grazie, Padre, che io posso ricordare quando mi sono convertito, accettato a te. E já sono più di 40 anni e grazie, Padre, per questa perseveranza. Grazie, Padre, di oggi vivere questa esperienza insieme a questo gruppo qua. Grazie, Padre, benedici loro, ciascuno con la sua storia, ciascuno con la sua esperienza, ma ciascuno, Padre, con una unica esperienza con te. E oggi, Padre, vogliamo camminare e vivere con questi fratelli e sorelle, Padre, questa grande gioia che loro stanno vivendo. E che possiamo vivere e camminare, Padre, con questa esperienza con te. Lo Spirito Santo, Padre, sia con tutti noi. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Potete accomodarvi tranne voi due e anche te, ok? Ok, grazie. Samuele, è arrivato il tuo giorno. Sei contento? Che caro. Così è una grande gioia vedere Samuele oggi, sarà per noi come Chiesa una grande esperienza. Maurizio oggi sarà tu insieme a me a fare questo battesimo del suo figlio. Pronto? E tutta la Chiesa dopo è invitata ad andare alla gelateria, come si chiama? Nettuno oggi dopo il battesimo andare di là, ok? Ok, anche Rose, lo so da tua grande gioia e grande esperienza oggi con Samuele qua. Wow! Vediamo. Ok, só un attimo. Giulia. Lei ha detto, pastore, io devo parlare. Tu só devi dire se tu credi che Gesù è tuo Signore e Salvatore. Tu ce l'hai la certezza di questa fede? No, microfono. Sì. Credi che Gesù è il Signore della tua vita? Tu hai consegnato la tua vita a Lui? Al microfono? Sì. Amém. Ok, Chiesa. E anche Samuel. Amém, Samuel? Amém. È bello vivere questa esperienza. Nosso Padre, benedici loro vita. Samuele, Giulia, e che possiamo vivere questa esperienza con te, oh Padre, con tanta gioia, perché tu sei il Signore della loro vita. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. La Chiesa è d'accordo con battesimo di loro due oggi? Amém. Grazie. Potete accomodarvi. Grazie. Voi non sapete la sua storia, ok? Lei sarà nel battesimo oggi. Potete prendere lei per 5 ore. Ha una storia stupenda, meravigliosa. E anche per arrivare qua, perché lei era in Brasile e tutto il contrario per arrivare. È arrivata proprio ieri sera. E è arrivata oggi qua per dimostrare davanti alla Chiesa la sua nuova vita in Gesù. Quello che la Chiesa vuole sapere, per favore, non raccontala tutta la tua storia, altrimenti noi saremo qua fino alla sera.
ma una parte della storia, quello che Gesù ha cambiato nella tua vita, chi tu eri, chi tu sei e come tu hai trovato Gesù nella tua vita. Ok, buongiorno a tutti, mi chiamo Franciani, sono sposata con Enrico Bidoggia, ho 2 figli, Wander e Maria Vittoria, e la mia storia inizia molto lontano, nel senso che in Brasile la mia famiglia è per metà cattolica e l'altra evangelica, e diciamo che ho fatto delle scelte nella mia vita che è stata quella di conoscere, non so se tanto di voi conoscete come Macumba, che è Umbanda, Kimbanda e Candomblé. Ho passato a studiare queste entità, questi spiriti, come voi studiate la Bibbia, e a dedicarmi a fare questo, con dei riti, con dei sacrifici, facendo i patti. Inclusive ho detto al pastore che c'è ancora uno da essere tagliato, che è questo che ha allacciato alla mia caviglia, che è un patto che facciamo ogni fine anno, su quale facciamo o sulla nostra vita o sulla vita di un'altra persona. Però in tutto questo c'era un grande vuoto, mancava qualcosa. E un certo giorno a lavoro, alle 9:35 circa, avevo finito il mio lavoro, guardavo video su internet, ma non c'entrava niente con la chiesa, e mi è entrato il video della chiesa battista. Io ho girato, ho detto che mi interessa, stavo guardando un'altra roba. Mentre guardavo ritornava quello video, e questo è successo per 2 o 3 volte. Ho detto ok, vabbè, vedrò quello che c'è da sentire. Quella sera parlava il pastor Caio e faceva una pregazione, e mi ricordo ancora che lui diceva: se tu ti senti nel tuo cuore, ti manca qualcosa, questo qualcosa è Dio e Lui ti sta aspettando. E quella roba ho detto: no, sono pazza, ma cosa stiamo dicendo? No, non va bene. Ho passato una settimana a resistere, perché c'era una vocina in me che diceva: chiama, tu devi chiamarlo, tu devi chiamarlo. E per una settimana ho resistito fino a che il venerdì, tra l'altro dietro a un cimitero dove io andavo spesso a fare questi lavori che si chiamano trabalho, nella croce del vento, che è la croce che trovate davanti a un cimitero o all'interno di questo cimitero, e questa voce continuava a dire: devi chiamare, devi chiamare. Ho detto: ma come faccio a chiamare? Non ho neanche una penna, non ho come segnare il numero, è impossibile. E qualcosa mi ha detto: hai uno stuzzicadenti? Io avevo uno stuzzicadenti. Ho detto: sì, allora che faccio? Cioè, sull'asfalto non si può. E ho segnato sulle mani il numero del pastor Caio. E lì l'ho chiamato. E quando lui ha risposto, ho iniziato a piangere. Ho detto: non lo so perché ti sto chiamando, ma io non ho pace. E lui mi ha detto: io ti sento, cosa hai bisogno? Ho detto: io voglio consegnare la mia vita a Gesù, perché non ce la faccio più. È più di una settimana che questa voce continua a dirmi di chiamarti. E lì ho cominciato a parlare con lui, a raccontare a lui. E quando mi sono presentata a lui, mi sono presentata, le ho detto: conosci la storia di Gesabeo? Bene, sarò io la sorella minore di Gesabeo. I 10 comandamenti li ho fatti tutti al contrario. I 7 peccati capitali, tranne uno che è l'avarezza, l'ho commessi tutti. Ma dal momento in cui ho detto: Signore, io non voglio più questo per me, il pastor Caio mi ha detto: possiamo vederci, possiamo parlarci. E ho detto sì, anche perché poi ti viene un senso di colpa, ti senti giudicata, e quando decidi di cambiare la tua vita, l'inferno si alza tutto contro di te. Ma il bello che Dio dice: se io sono con te, chi sarà contro di te?
E da quel momento ho cominciato a buscare, a cercare sempre di più, con tantissima difficoltà. E il pastore Caio sa tanto di questo. La ultima che sono stata chiusa nel mio proprio paese, non mi lasciavano partire. Ho perso i biglietti, ho perso i soldi. E per riuscire a essere qua oggi ho girato 4 stati del mio paese, ho fatto un viaggio di 28 ore, ma ho detto Signore, se è questa la tua volontà, io ci arriverò, ma se non lo è, io aspetterò, saprò capire. E in ogni posto che andavo, ogni no che ricevevo, c'era sempre un qualcuno che diceva: tu non stai da sola. Tu non sei da sola, andrà tutto bene, abbia fede. Allora arrivavo a casa un po' demoralizzata e mia mamma mi diceva: non piangere, non stare triste. Ho detto: no mamma, il mio pianto è di gioia. E mia mamma mi diceva: non capisco, ti hanno detto di no, non ti autorizzano, tu non puoi partire, o tu puoi partire e devi lasciare tua figlia. Se lasci tua figlia, tuo ex marito ti denuncia. Ho detto: no mamma, io partirò di qua con mia figlia. E lei mi dice: quale certezza hai? Ho detto: certezza che ogni posto che vado Dio usa sempre qualcuno per dire andrà tutto bene. E oggi sono qua e mi battezzerò. Hai la certeza che Gesù è il Signore e Salvatore della tua vita? Ho la certezza, la convinzione che Lui è l'unico Salvatore della mia vita. Amém. Quando lei mi ha chiamato era un lunedì e voi sapete, io non rispondo ai numeri che io non conosco. Io di solito questo numero non rispondo. Ma quel giorno Dio mi ha detto: rispondi, Caio. Ho risposto. E era lei. Che ero disperata. Che era disperata. Perché l'unica cosa che mi hanno inculcato da piccola, che l'unico peccato che Dio non perdona è quello di togliersi la propria vita. E solo per quel timore che io non ho tolto mia vita, perché la situazione era molto pesante, c'è sempre stata molto pesante ed ancora un po', ma quello non ho mai fatto, perché io so che c'era un proposito e questo proposito allora si cumpra. Amém. In nome di Gesù. Amém. Lei abitava como? Sono quanti chilometri? Circa 400 chilometri di qua, no? E ha ascoltato una predica della nostra chiesa. Grazie a Dio. E oggi già sta abitando a Treviso. A Vila Orba No, proprio? ancora no. Sì, ma vieni qua a abitare. Per la gloria di Dio speriamo di sì più Amém. presto. Ok. E hoje nós estaremos facendo qualcosa que é simbólica, mas c'è molto significato. Chi non è brasiliano non capisce questa storia di macumba, umbanda, Kimbanda, patto con il diavolo. E questo che lei ha sulla caviglia è una dimostrazione di un patto E diabolico. questo è... Sarà tolto adesso. C'è un motivo perché è rosso, perché ogni colore ha un perché. E questo apparteneva a una pombagira, ma che oggi io non appartengo più a lei e lei non appartiene più a me. Poi togliere. Acabou. Quello che era vecchio si è fatto nuovo. Amém. Preghiamo. Nostro Padre, quanto è prezioso ascoltare e vedere quello che tu fai. Ci agradeço. Tu hai un amore profondo per questo gruppo dei ragazzi. Tu hai un amore profondo per la vita dei franziani. Obrigada, Senhor. Grazie. Questa vita adesso è tua, è libera e è consacrata a te. Amém. E usa questa vita, Padre, alla Em tua nome de gloria, Jesus, nel assim nome seja, di meu Gesù. Pai. Seja feita Amém, a tua Senhor. vontade. Amém. Amém. Muito benedito. Lei ha parlato solo 15 minuti, ok? Quando lei è venuto a parlare con me dopo 3 mesi o 4 mesi che ci siamo incontrati la prima volta, no? Quasi 2 ore. Ok, cari.
Ragazzini, bambini, voi che siete sotto 40 anni potete andare con Emanuele. No, sotto 11 anni potete andare con Emanuele che già è indietro, ok? E tutti i bambini, c'è oggi Emanuele che prenderà cura di voi, ok? Se sei sotto 11 anni, buon viaggio. Oggi parleremo di un padre. Grazie. Sì. Grazie. Quando vediamo questo gruppo di persone che si battezzano, la grande domanda: perché? Perché battezzarsi? Già sono adulti. Perché questa testimonianza? Perché tutto questo, no? E la grande risposta è che loro hanno trovato Padre, Dio Padre. Loro hanno avuto un'esperienza con Dio Padre. Loro hanno scoperto chi è questo Dio. E quando noi conosciamo questo Dio, noi ci riconosciamo quanto peccatori noi siamo. Ieri ho letto una frase molto interessante: o Evangelho significa vedere o quanto peccatori io sono. Ossia, o quanto miserabile io sono. Ma quando troviamo questo Dio Padre, nonostante che io sono miserabile, vediamo quanto io sono amato da Dio. E quanto c'è questo profondo amore che prende la sua vita, la vita di Samuele, la vita di Giulia, la vita di... Oggi ascolteremo la vita di Alexandre, di Pedro e di Beatrice, abbiamo ascoltato di Stasi, di Gabriela, e vediamo questo grande amore di Dio, e l'unica risposta che possiamo fare qual è? Dio, eu me consegno a te. La mia vita adesso è consacrata a te. E è questo che noi vogliamo camminare questa mattina, di camminare con questo Dio che dimostra o grande amore. Qual è il testo biblico che tu ti ricordi di un padre amorevole? Figlio prodigo. E è proprio questo che noi staremo leggendo. Ok, leggiamo questa storia in Luca capitolo 15, 11 a 32. La storia di un padre che dimostra chi è il nostro Dio. Io vorrei oggi fare una meditazione su questo, non preoccupatevi, io lo so che c'è battesimo oggi, dobbiamo andare al parco e staremo lì. Disse ancora, un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. Ed egli, che cosa fece il padre? No, non ti darò, non sei pronto, devi rimanere ancora a casa con me, devo parlare con la tua mamma. Che cosa dice il padre? Padre, li divise fra loro i beni, anche l'altro figlio ha ricevuto. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed ele cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti del paese, o quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed ele avrebbe voluto sfamarsi coi baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come un dei tuoi servi. Ele dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre ele era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, lhe si gettò al collo e lo baciò. E o figlio disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetele un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo. Che cosa dice il padre? E facciamo? Eu sempre dico, io conosco in Gesù un Dio che ama fare festa. La vita di un cristiano è una vita di festa. Ou seja, nós stiamo perdendo la gioia di celebrare, di godere, di vivere questa esperienza, di ammassare questo maiale, questo
o vitello ingrassato. Noi stiamo perdendo la gioia di vivere questa grande esperienza di fare festa. Facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Facciamo festa, perché questi ragazzi che saranno battezzati oggi, loro erano morti e sono tornati in vita. Facciamo festa. Mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora, o figlio maggiore si trovava nei campi e mentre ele tornava, come fu vicino a casa, udì. Che cosa lui udì? Eu não so como era o sono in quel momento, in quel periodo, ma che cosa succede con questo figlio più vecchio, più grande? Udì la musica. E le danze. Chiamò um dei servi e lhe domandò: che cosa sta succedendo? Che cosa succedesse? Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. E o figlio si era contento e felice e andato là. Era così la storia? E o figlio si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma ele rispose ao padre: ecco, da tanti anni tuo servo non ha mai trasgredito un tuo comando. A me però non mi hai mai dato neppure un capretto per fare festa coi miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che hai sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. O padre lhe disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa è mia e tua. Ma bisognava far festa. Bisognava rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Scusa Marquinhos, quando eu leggo questo testo, o versetto numero 31, mi sembra che sei tu che sta leggendo. Figliolo, tu sempre è stato con me. Marquinhos è una persona molto dolce, molto mansueta, no? Così, quando eu leggo questo mi ricordo sempre lui o modo suo mansueto di parlare. E questo è il nostro Padre. Tu ti senti più come un padre o tu senti più come quello fratello? Vogliamo fare giustizia. Come tu ti senti? Come fratello. Ai! E quanto è bello vedere che quando abbiamo riconosciuto e trovato il nostro Dio, io trovo un Dio che io non aspettavo come era Lui. Loro hanno trovato questo Dio. E Dio ha manifestato la sua grazia, ha manifestato la sua misericordia, ha manifestato il suo amore. Tante volte noi abbiamo una idea di un Dio lontano, un Dio religioso, un Dio di una chiesa, un Dio di una religione, e stiamo perdendo di vedere chi è il vero Dio. Ma quando questo gruppo qua hanno conosciuto questo vero Dio, hanno deciso di che cosa? Io mi consacro a questo Dio. Perciò che oggi è una giornata di festa per noi. Perciò noi dobbiamo fare un collegamento con questo Dio. Tra poco noi staremo celebrando che cosa? A dicembre. Natale. E di solito che cosa noi facciamo a Natale? Festa, consiamo i regali, perché Babbo Natale è arrivato. C'è qualcuno che crede in Babbo Natale? I bambini già sono andati via, ok? Ossia, o Babbo Natale porta un regalo se la persona è buono, merita. Non c'entra niente con il nostro Dio. O nostro Dio vede la nostra povertà, la nostra miseria e dice che cosa? Vieni qua e facciamo festa perché tu sei ravveduto. Tu stai tornando a casa, vieni qua. Perciò quello Babbo Natale che una volta all'anno porta un regalo per quello che meritano, noi dobbiamo conoscere un Dio che viene con noi 365 giorni all'anno per essere presente nella nostra storia, nella nostra vita con il suo grande amore. Perciò il nostro Dio Padre è l'unico nella nostra storia che manifesta un atteggiamento che noi non abbiamo ancora conosciuto. Tu conosci questo Dio? Ci sono le caratteristiche interessanti qua. È un Dio che ti protegge, sostiene, abbraccia,
conforta, consola, ascolta, corregge, insegna, toglie qualcosa di sé per il suo figlio, soffre e toglie anche le nostre colpe. E questo è il nostro Dio. Perciò che vorrei camminare adesso in tutti questi punti, calma, sono veloce oggi, ok? Camminare in questi punti di vedere come è il nostro Padre e che tu possa scoprire che Dio è così e non avere paura di avere un rapporto, un'intimità con questo Dio. Questo nostro Dio ti protegge. Che cosa significa la protezione di un padre? Quanti padri ci sono qua? Io posso dire, voi che siete figli, i nostri padri hanno sbagliato. Il nostro Dio non ha mai sbagliato. Ma il nostro Padre sicuramente ci hanno protetto, sì o no? Io mi ricordo una volta, stavo quasi morendo per una situazione delicata, è venuto a prendermi. Ossia, la protezione di un padre è quando vede il figlio in una situazione di pericolo, una situazione molto critica. È lì che entra il padre, che è pronto a dare la propria vita in sacrificio per il figlio. Un padre presente è quello padre che rischia la sua vita e rischia perché vuole proteggere il suo figlio. Per quel momento il figlio stava vivendo al limite della sua sopravvivenza e ritorna a casa del padre perché sapeva, lì forse io troverò vita novamente. Perché fuori dalla presenza del mio padre sto rischiando la mia morte. Ma un padre presente protegge il figlio. Perciò questo padre presente non è indifferente alla sofferenza di un figlio. Parlando ai genitori adesso, ao padre, no? Tu conosci la sofferenza del tuo figlio, quanto lui soffre na escola, o quanto lui soffre con le amicizie, quanto lui soffre lì e qua. O quanto è importante vedere che un padre sta osservando il figlio e è presente a rischiare la vita per il figlio. E il nostro Dio Padre sta osservando tutti noi. Il nostro Dio Padre está offrendo Gesù, suo unico figlio, a morire per noi. È questo il nostro Dio Padre che ci protegge. Nostro Dio Padre che ti protegge, ti consola anche, ti conforta. Perché quale figlio che non ha sbagliato? Tutti hanno sbagliato. Ma che cosa fa questo Dio Padre? Giudica o consola? Giudica o porta una parola di conforto? Giudica o porta una azione di conforto e di consolo? Che cosa fa questo Dio Padre? Ossia, tutti i figli sbagliano, ma abbiamo un Padre che porta un consolo e un conforto perché vede il ravvedimento. Le lacrime adesso del figlio daranno spazio a un calore di un abbraccio, a un calore di un corpo che abbraccia e incoraggia. Adesso il figlio è sbagliato. Invece di vedere un padre adesso che prende pell'orecchio, inserisce il suo corpo e abbraccia il suo figlio. Il suo figlio in quel momento si sente amato, protetto, abbracciato. Una domanda ai genitori qua, al padre. Quando è stata l'ultima volta che tu hai dato un abbraccio nel tuo figlio? E che tuo figlio ha sentito il calore del tuo corpo? E che tuo figlio ha sentito le lacrime tue? E questo è il nostro Dio. E tante volte noi non percepiamo questo amore di Dio perché tante volte noi abbiamo perso. Abbiamo vissuto una generazione dopo guerra che hanno perso questa sensibilità di abbracciare e piangere con i figli. Ma il nostro Dio Padre ci abbraccia e piange insieme a noi. Questo Dio Padre c'è questa dimostrazione di amore verso di noi. Perciò noi come uomini dobbiamo riprendere questo senso di manifestare i nostri sentimenti e prendere i nostri figli per braccia e piangere e stare insieme a loro. Questo è l'appoggio, questo è il conforto, questo è il consolo. Perciò che il nostro Dio non ci mette nessuna colpa, Lui ci perdona e ci guarisce e ci consola. Non importa come era la tua vita, Pedro, adesso con Cristo Gesù tu sei una nuova creatura. E questo Dio Padre ti ha abbracciato, sostenuto. Anche con te, Samuele, con te, con Giulia, con tutti voi che sarete battezzati oggi, avete scoperto questo Dio Padre. Così questo abbraccio è un abbraccio di consolo. Questo è un padre che sta sempre aspettando il figlio. Mi ricordo quando ero adolescente e nelle mie prime uscite di casa, chi era alla finestra aspettando che io arrivasse a casa? Chi era? Meu padre. Quale orario que era?
non era alle 9 di sera, era là. Sono arrivato a casa, sicuramente qualche tirata di orecchio ho avuto, ma dopo c'era un padre presente nella mia vita. O mio Dio Padre está sempre aspettando il mio ritorno. Se hoje tu ti senti lontano da Dio, è un grande giorno che tu possa dire: io vorrei ritornare a casa del Padre. Io mi ravvedo della mia vita e adesso vorrei abbracciare e sentire l'abbraccio di questo Dio Padre. Questo è il nostro Padre di sicurezza. Questo Dio Padre che ci sostiene. Perciò vedi un figlio ravveduto, che cosa fa? Comincia a sostenere il figlio. Vede i capricci dei figli, ma dice: c'è qualcosa più importante. La vita del mio figlio è molto più importante che só i capricci. Perciò lui vede quello che vuole vedere una crescita del figlio. Perciò sostenere in presenza, in camminare a un fianco. Sostenere che cosa significa? È sentire il bisogno del figlio, stare ao fianco del figlio e camminare con il figlio. Il nostro Dio Padre è perfetto in questo. Lui sta camminando con noi e sente le nostre mancanze e sente quello che avremo bisogno e è Lui che ci sostiene. Noi come Chiesa, sapete, abbiamo passato un momento molto difficile, ma quando aquela cassiera della Chiesa mi ha detto: Pastore Caio, questo mese abbiamo pagato tutto e avanzato soldi. Eu ho detto: questo Dio Padre che ci sostiene. Hai visto il grido dei suoi figli e ha manifestato il suo amore di sostenere i suoi figli, perché sta camminando con noi. È questo il nostro Dio che noi dobbiamo conoscere. Un figlio era distrutto, un figlio era per terra. Il Padre ha visto questo e perciò ha cominciato a sostenere e a proteggere il figlio. Questo Padre rappresenta il nostro Dio, nonostante che la nostra vita è miserabile. Io lo so che io posso ritornare a Lui e sentire questo sostegno e questo appoggio di Dio. Abbiamo un Dio Padre che ascolta. Troviamo un Dio Padre che mette l'orecchio per ascoltare un figlio. C'è un salmo che mi piace tantissimo, quando Dio dice: Dio inserisce il suo orecchio nella mia bocca. Ossia, noi abbiamo un Dio che è pronto a ascoltarci in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento. Questo Dio Padre ha tempo, ha priorità per o figlio. Questo Dio Padre, quando vede o mio grido, mi ascolta. Questo Dio Padre inserisce o figlio come priorità della sua agenda. O figlio è la priorità. Perciò è un Dio presente, è quello che mostra qualità di presenza di vita. Tante volte noi pensiamo di stare insieme ao figlio guardando una partita di calcio o vedendo qualcosa in TV, ma manca ancora forse una qualità in più. Ascoltare il figlio. E ascoltare le cose molto semplici che il figlio parlerà. E quella è presenza, e quella è importanza, e quello è amore. E questo è il nostro Dio Padre che manifesta questo di un modo molto chiaro. Io amo mio figlio, io sono pronto a stare con il mio orecchio nella bocca del mio figlio, ascoltare il suo grido. È il nostro Dio Padre presente. Perciò quando il figlio piange, che cosa c'è? Un orecchio di Dio Padre che ascolta. Quando c'è un figlio con gioia, che cosa c'è? Un orecchio di Dio Padre che ascolta quella gioia. Quando c'è un figlio che tifa, che grida di gioia, c'è un orecchio di un padre che ascolta. Perciò questo figlio ha la sicurezza di un ascolto di un Dio Padre. Noi come padri possiamo anche dare priorità ai nostri figli di stare pronto e avere tempo di ascoltare tutto quello che loro vivono. L'altro punto importante, questo padre insegna. E è come bello vedere che il padre ha insegnato ao figlio che è andato via, ma ha insegnato anche ao figlio che è rimasto a casa. E che cosa questo Dio Padre insegna? Matematica, geografia, italiano? Lui insegna grazia. Lui insegna misericórdia. Lui insegna a dare valore alla gente, alle persone. Lui insegna il significato di un camminare. Lui insegna presenza. Lui insegna nuova opportunità di vita. Lui insegna tanti valori che tutti i due figli non sapevano. Lui insegna. E lui insegna a fare una grande festa. Oggi dobbiamo portare il vitello più grasso a fare una grande festa.
io penso che la famiglia di Samuele e Giulia, di Pedro qua, e gli altri figli di Claudia là, hanno portato tutti i vitelli più grassi di casa per fare una grande festa con noi. Amen o no? I genitori non hanno detto tanto amen. Ossia, oggi è un giorno di fare Hai portato il vitello ingrassato oggi, Daniel? Più o meno. Ossia, oggi è un giorno di fare festa e Dio Padre insegna questo. Io credo in una chiesa di gioia. Io credo in una famiglia di Dio di festa. Io credo in una chiesa che celebra ogni cosa che Dio fa con i suoi miracoli. Io credo in una chiesa che vive di festa in festa, perché deve celebrare le grandi cose che il Signore sta facendo con noi. Noi non possiamo vivere una chiesa sempre chiusi, tristi. No, è la celebrazione di quello che il Signore fa. E perciò che Dio Padre insegna questo. Perciò una nuova storia che stava scrivendo ai due figli. Lui stava insegnando la grazia. Quale Dio che tu ce l'hai nella tua mente? Un Dio più vicino a un Babbo Natale o un Dio più vicino al vero Dio? Un Dio che è molto collegato a un merito, a un Dio che punisce, a un Dio arrabbiato che io devo calmare con certe cose? O è un Dio sempre pronto ad ascoltarmi e stare presente nella mia vita? Un Dio di grazia e di misericordia? Quale Dio che tu conosci? Oggi ho presentato un po' di questo vero Dio, perché è impossibile condividere tutto quello che Dio è, perché Dio è ogni in tutti i sensi, presente, cosciente e potente. Ma questo grande Dio è questo che loro hanno scoperto e perciò che loro hanno consegnato la loro vita al vero Dio. E quando noi consegniamo questa nostra vita al nostro Dio, la nostra vita cambia, è la nuova vita. Ho fatto questa decisione 41 anni fa, metà di questa chiesa non era nata ancora, ma in quel momento la mia vita è stata cambiata. E io lo so, perché ho conosciuto il vero Dio. Non è Babbo Natale, è il vero Dio che ti ama. Perciò questo Dio che ti ascolta, che si manifesta e che ti ama e sta sempre pronto a camminare con te. Preghiamo? Tu conosci questo vero Dio? Tu conosci questo Dio che ti ama e è pronto a celebrare una festa con te? O tu conosci un Dio molto arrabbiato, lontano? Un Dio che tu devi fare delle cose buone per sentirsi amato. Dio mi ama come io sono. È importante il mio ravvedimento per sentire questa presenza di Dio. È importante ritornare a casa per sentire questa presenza di Dio. Nostro Padre, quanto è prezioso ascoltare le testimonianze di questo gruppo e vedere, oh Padre, la loro decisione con il battesimo in questa giornata. Tu ci hai regalato questa bellissima giornata, Padre, per fare una festa. E vogliamo oggi, oh Padre, celebrare questa festa. Tu hai offerto Cristo Gesù per noi. Tu hai dato il sacrificio di tuo Figlio per noi. È una dimostrazione di amore. Siamo amati. E grazie, oh Padre, perché nonostante le difficoltà stiamo camminando sempre con te, perché tu sei vicino a noi. O quanto è bello sapere che c'è un orecchio che mi ascolta quando io grido, quando io piango, quando mi lamento, quando c'è un sorriso, quando io posso gridare di gioia. Tu sei sempre vicino a me. Tu sei il nostro Dio. Tu conosci questo Dio? Mentre la Chiesa sta pregando, tu già hai avuto un incontro con questo vero Dio? Tu già sei tornato a casa del Padre e hai ricevuto questo abbraccio di Dio? Se tu non hai vissuto e se tu vuoi oggi ritornare o tornare a casa del Padre, alza la tua mano perché io vorrei pregare per te oggi. Se tu vuoi sentire questo Dio, il vero Dio
che ti sostiene, che ti appoggia, che ti abbraccia, che ti consola. Amém. Amém. L'altra persona. Amém, Senhor. Gli altri? Voglio tornare a casa di Dio. Non ti sto invitando a andare a una chiesa. Sto invitando a un incontro personale con Dio. Vuoi accettare questo Gesù nella tua vita? Alza la tua mano che vorrei pregare per te. Amém. Amém, Signore. Amém. Nostro Padre, queste persone che sono alzate le mani, che loro possano sentire questa esperienza con te e vivere questa esperienza con te. Benedici, fortifica e che loro possano essere perseveranti in questa camminata con te. Una esperienza di vita in te e per te. Grazie, Padre. Grazie per i tuoi miracoli, perché tu stai lavorando in mezzo a noi. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém, Chiesa. Já ha dato un abbraccio nella persona vicino a te? Já ha detto una parola di benedizione nella persona vicino a te? Che tu possa condividere una parola dolce di benedizione, di appoggio, di sostegno. E il gruppo, ora cantiamo. Letizia, c'è 2 slide per proiettare lì. Carissimo, già abbiamo parlato durante la predica, questo è per fare anche festa. Festa. Abbiamo passato un mese di agosto molto difficile. E voi non potete immaginare la nostra gioia quando abbiamo visto il Signore è misericordioso, è meraviglioso verso la sua Chiesa. Abbiamo pagato tutto. La nostra Chiesa. Tante volte la gente diceva, la Chiesa di Treviso non può. La Chiesa di Treviso può. Perché la Chiesa è guidata da Dio. È da Dio. Alleluia. Alleluia. E qua sono compresi Treviso, Conegliano e Belluno. Noi abbiamo pagato tutti gli affitti, le bollette, tutto. Grazie a Dio. Io ringrazio molto, Signore, per quello che fai con la sua Chiesa. Possiamo perché abbiamo Dio con noi. A settembre già abbiamo iniziato. Già abbiamo arrivato a 2,7%. 2 giorni solo. Ma grazie a Dio, già stiamo camminando. E ringraziamo il nostro Dio. E le sfide continuano. Quanto più grande le sfide, più grande le benedizioni. E che Dio continua a fare questo oggi. Amen? E è un momento di collaborazione, è un momento di offerta delle decime. Questa è una responsabilità dei membri della Chiesa. Ma se tu sei un ospite e vuoi oggi anche contribuire, puoi portare qua. Sono i gasofilati qua vicino. E ci sono dei maialini. Maialini è offerta missionaria che inviamo ai bambini in Venezuela e alle vedove e anche ai bambini in Siria. Così noi stiamo aiutando anche facendo questa opera missionaria. È un momento di offerta, è un momento di gioia, è un momento di consacrazione. Al Signore appartiene tutto e è Lui che è fedele. Amém, Chiesa? Possiamo stare in piedi e cantare con gioia? Qual è il cantico? Tu non mi lascerai mai? Tu sei sicura? Io sono sicuro. Cantiamo e facciamo questo con festa, con gioia al nostro Dio. Se camminerò nella notte, tu cammini con
lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Solo la Chiesa. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai. Non mi lascerai mai. Per finire, Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Grazie che possiamo celebrare a te questo momento, tuo nome. Tu non mi lascerai mai. Tu sei lo stesso ieri, oggi e per sempre. Tu sei l'eterno Dio che prende cura di me. Tu non cambia. Lo stesso abbraccio che abbiamo letto in questa storia è lo stesso abbraccio che tu darai a noi quando stiamo vicino a te e ti cerchiamo, Padre, in spirito e in verità. Grazie. Benedici la tua Chiesa e che oggi possiamo continuare questa gioia e questa festa in gloria e lode a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi? Vorrei nuovamente ringraziare la Chiesa. Voi non sapete il perché adesso ringrazio. Voi sapete che domani inizia il nostro campeggio dei ragazzi, no? Ci sono adolescenti, giovani, preadolescenti. Le nostre comunità hanno consegnato tutto e di più. Tutto. Non abbiamo bisogno di fare gli acquisti di pasta, di riso, di pomodori. Grazie a Dio ha usato la Chiesa. I ragazzi sicuramente faranno una grande festa. Abbiamo quasi 45 iscritti, no? Iscritti. Wow! Se tu sei un giovane e tu vuoi venire, c'è spazio ancora per uno, ok? E così sarà una grande festa. Comincia domani e va fino a sabato. E così preghiamo questa settimana per questo campeggio dei ragazzi, ok? È una grande festa. E ieri, quando è venuto un gruppo di persone a portare tanta roba qua, ho detto gloria al Signore. Perciò che Dio usa questa Chiesa. Dio ama questa Chiesa. Anche io amo. Ok, meraviglioso vedere questo che voi state facendo. Ok? L'altro avviso. Adesso usciamo qua, andiamo a Covolo di Pederoba. C'è un parco che si chiama Le Barche, mi sembra, no? Ae Barche. Ae Barche, ok? Se tu non sai dov'è, puoi seguire a ciascuno che sa. Se tu, ma io non ho portato niente, non preoccupatevi, ok? Il vitello ingrassato sarà là. Staremo mangiando, staremo celebrando, non importa. Quello che noi vogliamo oggi è celebrare, fare una festa. Ah, pastore, non ho portato niente, non mi sento. Non è sentire, è stare insieme con la famiglia di Dio oggi che starà celebrando tutti questi battesimi. Oggi è un giorno di festa, è celebrazione. Amen? Se tu non sai dov'è, segui qualcuno. Se tu non hai portato niente, non importa. E se tu hai portato tante cose, meglio ancora, puoi venire. Ok, facciamo una grande festa oggi e dopo tutti alla gelateria di Maurizio a prendere questo gelato che offre lui. Ok? Ciao, ci vediamo tra poco alle barche.